Sono stati presentati ieri sera, in un riuscito incontro organizzato dal CONI Point di Rovigo, i nuovi bandi della Regione Veneto dedicati allo sport. Nella sala mediatica del Palazzo delle Federazioni del CONI di Rovigo, in Viale Porta Adige, si sono riunite oltre 120 persone tra amministratori pubblici, dirigenti delle società sportive polesane e rappresentanti del mondo della scuola. Tutti interessati a comprendere le modalità di accesso ai preziosi contributi regionali per il 2020. A fare gli onori di casa il delegato provinciale del CONI Lucio Taschin, a rappresentare il CONI Veneto il presidente Gianfranco Bardelle. L'ampia finestra dedicata alla presentazione dei nuovi bandi regionali è stata aperta dall'assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari. L'attività della Regione in favore dello sport si sviluppa principalmente attraverso due filoni. Il primo mira a mantenere e migliorare il patrimonio di impiantistica sportiva esistente attraverso bandi annuali, a cui in passato ha partecipato anche la provincia di Rovigo. Il secondo filone è dedicato alla promozione della pratica sportiva e adesso, per il 2020, abbiamo destinato 4 ulteriori bandi. Queste ultime 4 opportunità di contributo sono state illustrate nel dettaglio da Sandro Perini, funzionario della Regione Veneto. I bandi affondano le radici nella legge regionale 46 del 25 novembre 2019, bilancio di previsione 2020-2022, che ha finanziato le attività facenti capo alla legge regionale dello sport per un importo complessivo di 2.600.000 euro. Di questi, 800.000 euro saranno destinati all'incentivazione della pratica motoria e sportiva attraverso i suddetti bandi, mentre 1.800.000 euro saranno utilizzati per interventi di spesa finalizzati al miglioramento dell'impiantistica sportiva. I bandi disponibili spaziano tra il sostegno della pratica sportiva, anche degli atleti con disabilità, l'organizzazione di eventi e il supporto al mondo scolastico. Il primo mette sul piatto un contributo totale di 200.000 euro per la promozione della pratica sportiva attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva con l'intento di favorire lo sport di base. Un secondo bando, pianificato in collaborazione con il CIP Veneto, mira alla concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva a favore di atleti con disabilità. A disposizione 200.000 euro per il solo 2020, contributo minimo 300 euro, massimo 15.000 euro, per l'acquisto di materiale sportivo, accesso agli impianti, trasporto atleti, iscrizioni a tornei e tante altre attività legate agli atleti con disabilità. Anche in questo caso domande entro e non oltre il 24 febbraio 2020.